Eccola la nuova ambulanza dal valore di oltre 100.000 euro donata all'ULSS 2, per l'esattezza all'ospedale di Castelfranco da Confartigianato Imprese Marca Trevigiana e ANAP Gruppo Treviso. Credo che questi momenti dove l'impegno delle associazioni danno un segno tangibile sul territorio di quella che è l'importanza dell'attività che gli artigiani nel tempo hanno creato. Quindi questo deve essere un mezzo che è per tutti e tutti ne devono usufruire. Agli artigiani il ringraziamento del direttore generale dell'USL 2 Benazzi, che ha parlato di una donazione di speranza. Avere un mezzo in più, un'ambulanza di soccorso, significa dare una risposta ai cittadini che realmente hanno bisogno. Un mezzo che rafforza il sistema dell'emergenza sanitaria nella Marca, che vanta tempi di intervento nella quasi totalità dei casi inferiori ai 18 minuti previsti da normativa per l'arrivo dell'ambulanza. 100.000 ogni anno le chiamate al 118, il 10% di queste cosiddette inappropriate, alle quali verrà data una risposta grazie al numero 116-117, che andrà a diminuire il carico dell'urgenza-emergenza. Alla cerimonia di consegna presenti anche Marco Donadelle nella sua prima uscita ufficiale nel nuovo ruolo di presidente della provincia di Treviso, e l'assessore regionale alla sanità Gino Gerosa, che nel ringraziare Confartigianato per la donazione ha raccontato di aver ricevuto qualche anno fa la tessera dell'organizzazione, perché ha spiegato: anch'io mi considero un artigiano, mi occupo infatti di aggiustare i cuori. Ogni volta che qualche ente del terzo settore interviene nel sostenere la sanità regionale è un atto di assoluta eccellenza.